Non è un'ultima spiaggia, ma uno scontro diretto, importante per non lasciare nulla di intentato fino alla fine. Il Caggi rende visita in quelle di Pietralia Soprana, Real Suttano sconfitto 3 volte su 3 in questo inizio 2024. Non un momento fortunatissimo per la compagine resuttanese che non vince dalla settima giornata quando regolò la Cicatena per 2-0. Sono 7 i punti in classifica che distanziano i giallogranata fermi lo scorso weekend in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia Marinello. È tutto pronto per il film del primo tempo. Dopo 9 minuti Famà brucia Donato, attacca il Real Suttano, attenzione all'offensiva che vale il vantaggio, salta Campanella e mette sotto la traversa. 1-0 dei padroni di casa, la sblocca dunque così Famà. Al 13esimo continuano i padroni di casa a spingere, punizione battuta veloce da Ferrara per Sabatino, calcia trovando la respinta di Vecchio, si avventa Maggio che troverebbe già il raddoppio ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco, rimandato il 2-0 al 20esimo. Favata mette dentro, Vecchio non è perfetto, ringrazia di nuovo che manda facile in rete. Ancora un acuto Real Suttano, finalmente si sveglia il Caggi con il calcio di punizione di Criado messo dentro per Campanella che stacca di testa e manda di poco fuori. Minuto 39, Real Suttano sventagliata di Ferrara per lo Duca, l'appoggio su Famà che calcia trovando la respinta di Vecchio. Minuto 40, il Caggi, lancio lungo di Giuseppe Mannino per Saglimbeni, fa la sponda su Scalisi, calcia, non impensierisce però l'estremo difensore Noto che controlla in 2 tempi. Fine primo tempo, fin qui Real Suttano ha ragione del Caggi, le reti sono di Simone Famà e di Daniele di nuovo. Passiamo col film della ripresa, 1 minuto, rimessa laterale di Criado per Scalisi, sfonda sull'out Mancino, mette dentro Saglimbeni, calcia la respinta sulla linea di un difensore, poi arriva Mannino che mette sul fondo. Anche sfortunato il Caggi in questo inizio secondo tempo, ci prova allora il tecnico Adornetto con i cambi, entra lo Iacono per la Piana, entra Franco per Adriano Mannino, 77esimo, chi sfiora però il gol è Real Suttano con Pilo che pesca, testa quadra, manda di poco al lato. Minuto 80, Santitto per Saglimbeni, ancora la difesa a dire di no, Scalisi sulla corta respinta vede la strada sbarrata al difensore Noto. Minuto 85, Caggi, entra Bambara per Saglimbeni, 86esimo, Mannino vede Franco di prima in profondità, Bambara viene toccato da Ferrara, così all'ingresso in area di rigore per il direttore di gara si può proseguire, proteste, mister Adornetto finisce anticipatamente la sua partita. All'89esimo, ultima chance, cross di Santitto per Franco che di testa manda sul fondo. L'arbitro allora fischia 3 volte a Pietralia Soprana, ancora una sconfitta per il Caggi, non si scuote il campionato della formazione di mister Adornetto. Strada allora Real Suttano, un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.